Appena arrivata la notizia, il cordoglio è stato immediatamente unanime per l'improvvisa scomparsa a 64 anni di Renato Cattai, colto da arresto cardiocircolatorio mentre correva in bicicletta dall'Anno di Piave, in provincia di Belluno. Dolore e smarrimento hanno immediatamente unito tutto il mondo per il quale Cattai ha dedicato la sua vita da imprenditore. Un mondo che piange la scomparsa di un amico prima che di un collega, come Amorino De Zotti, vicepresidente di Federconsorzi, o il presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori Alberto Maschio, o Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio Sandona Jesolo. Il presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton, ha ricordato come in questi anni Cattai abbia speso tutto se stesso per portare avanti le istanze del turismo balneare, dedicando molto del suo tempo, magari tolto alla sua vita personale. Un giudizio condiviso anche dal sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Se il turismo è la prima voce dell'economia del Veneto, ha commentato il presidente della regione Luca Zaia, lo si deve al lavoro di chi, come Renato Cattai, si è impegnato con professionalità nell'attività di ricezione turistica e guidato le sinergie tra gli operatori per un livello sempre più alto e competitivo dell'offerta turistica.